Niente da fare per l'Unione Venezia, che rientra dalla trasferta a San Marino con il risultato 2-1. È la prima partita dove, tra virgolette, abbiamo la pressione di dover vincere per metterla a posto e ci siamo squagliati nella difficoltà. Il primo tempo secondo me è stato fatto come pensavamo venisse la partita, abbiamo avuto 3 palle gol clamorose, abbiamo concesso qualche ripartenza a loro, però insomma, per il tipo di atteggiamento che abbiamo avuto ci poteva stare, siamo stati magari poco maliziosi nel fermare qualche contropiede del San Marino, magari con qualche fallo tattico che non fa mai male, però la partita era in piedi, poi appena siamo andati in svantaggio non abbiamo retto alla pressione, ci siamo proprio squagliati, abbiamo fatto solo confusione. E se finora i ragazzi di Mister Dal Canto non si sono dovuti preoccupare troppo della classifica, ora bisognerà invece pensarci. Questa squadra qua ha fatto 26 punti al giorno dell'andata, dove non c'è la pressione della classifica, dove abbiamo giocato liberi mentalmente. Adesso che è ora di stringere dobbiamo avere forza per riuscire a portare a casa una posizione che abbiamo tenuto per tutto l'arco del campionato. Sarebbe stupido da parte nostra buttarla via per ansia. In questo momento qua noi abbiamo ansia, dobbiamo levarla. E guardare avanti. In questo momento qua l'unico pensiero che abbiamo, l'unica motivazione, l'unica concentrazione di forza che abbiamo è verso la Cremonese, che è il prossimo ostacolo e che ci deve consentire di andare dentro. Sappiamo che è una partita difficile, però oggi siamo venuti contro la penultima classifica e non caviamo un ragno dal buco. Magari facciamo qualcosa di meglio contro qualcuno di alta classifica.